Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87, siamo qui per parlare di Lorenzo Insigne, ragazzi, del rinnovo per il nostro capitano che ancora non è arrivato, ora è impegnato con la nazionale, sappiamo che domani c'è la semifinale, speriamo in bene, comunque parliamo del rinnovo del nostro capitano che ancora non c'è. E De Laurentiis ha parlato, ha detto la porta è aperta, qualora il capitano voglia rinnovare, sta qui, se poi vuole andare all'estero e non ha più voglia di restare a Napoli può andare via. Cosa ne penso di queste parole, ragazzi? Che secondo me il capitano per la stagione che ha fatto, impressionante, no? Un giocatore, un esterno di attacco, non è una prima punta, è un esterno di attacco, ti ha fatto 19 reti, è quasi arrivato alla doppia cifra, ragazzi. Di cosa stiamo parlando? Di che numero il nostro Lorenzo? Pazzeschi, no? E io penso che Insigne meriti i 4 milioni e mezzo, quantomeno pareggiare la cifra che aveva attualmente. Perché visto, sì, il Napoli, il tetto ingaggi che De Laurentiis ha specificato che ha abbassato, a tutti i giocatori sta abbassando, Insigne è quello che merita più di tutti, ragazzi, è lui che ci ha trascinato con i gol, Insigne che è stato un vero leader, un giocatore che non solo ha fatto tanti gol, ma si ripiegava anche tantissimo in fase difensiva, aiutava moltissimo la squadra, è cresciuto veramente tanto, è costante nelle prestazioni, ogni tanto sì ci sta la partita storta, ma questa non solo per il capitano, questa l'hanno avuta un po' tutti i giocatori del Napoli. Non possiamo criticarlo per una partita che non ha dato il meglio di sé magari con il Verona, ma questo un po' tutti, ha dato di più che è venuto a mancare, no? Non dobbiamo vedere solo il negativo di un giocatore. Insigne ha fatto più di quello che doveva secondo me, e nel complesso è tutta la squadra. Insigne fa il suo nel reparto offensivo, ma secondo me non è venuto a mancare il reparto offensivo, perché se andiamo a vedere il Napoli ha fatto tanti gol, abbiamo sbagliato un po' indietro e a livello di centrocampo, ragazzi, perché diciamoci un po' la verità, centrocampisti che non erano all'altezza, però tralasciando ora il campionato come è andato, stiamo parlando di Lorenzo Insigne e per me merita quantomeno di pareggiare l'ingaggio. Non dico che deve andare a prendere 5-6 milioni, che poi 5 milioni li meriterebbe anche tutti per quello che ha fatto vedere, ragazzi, nella ultima stagione, perché è esploso totalmente, nonostante non abbiamo centrato l'obiettivo, come vi ripeto. Non è solo colpa sua, è anche colpa sua, di tutti, ma certamente Insigne non lo si può criticare per quello che ha fatto vedere in campo, se no siamo sciumuti che a capo, non ci stiamo proprio, presidente. Per questo cercate di trovare un accordo, quantomeno arrivare alla cifra attuale. Io penso che la volontà di Insigne c'è di restare al Napoli, essendo napoletano. De Laurentiis fa sto sforzo perché lo merita tutto, il nostro magnifico, il nostro Lorenzo, ma che cosa ha fatto contro il Belgio, ma che gol ha creato, che ha combinato, ti ha fatto scipazzo con tiragiro. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto e che aspettate, la carrozza, o carrozzino, iscrivetevi al canale di Napoliello 87. Insigne può andare a Barcellona, a Real Madrid, a Paris Saint-Germain, chi viene a Juventus, offre 90 milioni come a Higuain, secondo voi, De Laurentiis se ci offrono 90 milioni, che fa? Ci vanno pure a pera, anzi ci compagni con la Vespa, siete delle me. Ce lo accompagna con la Vespa. Alla fine penso che la cosa si faccia, troveranno un accordo e Insigne resta a Napoli, perché ha da restare a Napoli, se no veramente ci facciamo scipazza noi tifosi di Napoli e veniamo a casa tua De Laurentiis e ti acchiappiamo a paccrambacci, ti facciamo un cappettone, come si dice a Napoli. E con questo è tutto, buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio forza Napolese.